Da adesso quanti verranno sorpresi a lanciare o abbandonare sacchetti di rifiuti oltre alla multa si vedranno addebitare il costo della bonifica della discarica o comunque dell'area deturpata dall'immondizia. Dalla seconda settimana del mese dovrebbe partire anche il mini calendario dello spazzamento delle strade cittadine. L'assessore all'ecologia del comune di Agrigento Nello Amel è perennemente al lavoro per cercare da un lato di far aumentare la percentuale di raccolta differenziata, ma per provare dall'altro lato anche a sconfiggere tutti gli incivili che continuano a sporcare. Gli abbandoni di rifiuti vanno rallentando, ha spiegato l'assessore, ma non sono finiti. Abbiamo chiesto di avviare dei controlli mirati sui commercianti ambulanti di pesce e frutta. Ed ancora continua, controlleremo con postazioni mirate quelle strade di passaggio che continuano ad essere trasformate in immondezzai, come la bretella del viadotto Morandi, mentre la polizia provinciale si occuperà in maniera particolare della strada di Fondacazzo che è stata già bonificata dal libero consorzio comunale. Il nuovo appalto non è ancora entrato pienamente a regime, ci vorrà tempo, si parla dell'inizio di gennaio. Presto partiranno anche 4 cantieri di servizio dedicati all'igiene urbana e una convenzione tra il comune di Agrigento e il carcere che metterà a disposizione per 6 ore al giorno dei detenuti che dovranno seguire un percorso riabilitativo e verranno dislocati in alcune strade. Ma l'attenzione dell'amministrazione si focalizzerà ancora sulle cosiddette grandi utenze, come ad esempio l'ospedale.